Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sui numeri immaginari e complessi. Quindi se noi vogliamo risolvere x al quadrato uguale a 9, ovviamente le soluzioni sono 3 e meno 3. Però se vogliamo risolvere x al quadrato uguale a meno 9, quali sono le soluzioni? Proviamo con 3 e meno 3. 3 al quadrato è 9, meno 3 al quadrato è 9. E quindi in entrambi i casi più 9 non è meno 9, né 3 né meno 3 sono soluzioni. Quali sono? Nessun numero reale è soluzione, nel senso dell'insieme ai numeri reali. E allora ci inventiamo i numeri immaginari, definiamo un'unità immaginaria i in modo che i al quadrato è meno 1 o equivalente i e la radice quadrata è meno 1, anche se questo non sarebbe proprio corretto formalmente, ma lasciamo stare. Allora, e quindi l'equazione x al quadrato uguale a meno 9 ha come soluzioni 3i e meno 3i, perché 3i tutto al quadrato viene 9 per i al quadrato, 9 per meno 1 è meno 9. E allora i numeri immaginari sono quelli della forma b per i, dove i è un numero reale, cioè i multipli di i secondo un numero reale, ad esempio 2i meno un terzo i, radice 2i. Questi sono numeri immaginari. Operiamo normalmente come qualsiasi altra lettera, ad esempio 5i meno 3i è 2i, 3i per 5i, 15i al quadrato. Poi ovviamente ricordandoci che i al quadrato è meno 1, quindi 15 per meno 1 meno 15. E facendo le moltiplicazioni dobbiamo avere a che fare con le potenze di i, e quindi vediamo i alla prima, se alla prima rimane lui stesso i al quadrato per definizione meno 1, i alla terza, i alla seconda per i, e quindi è meno i, perché è meno 1 per i, e i alla quarta, i alla seconda per i alla seconda, meno 1 per meno 1 è 1. E poi, quindi abbiamo questi quattro valori, e poi uno può vedere che questi valori si ripetono avanti all'infinito andando con le successive potenze, la quinta, la sesta, la settima, ottava, sono sempre gli stessi valori. Se vogliamo dividere con un numero immaginario, allora cosa facciamo? Facciamo come con la razionalizzazione delle frazioni, moltiplichiamo sopra e sotto con i. A denominatore abbiamo i al quadrato che è meno 1, e allora 5i fratto meno 1 è meno 5i. Però se noi proviamo a sommare un numero reale con un numero immaginario, vediamo che qua non possiamo andare a semplificare in nessun modo. Questo rimane scritto così. Allora questo fa parte di un nuovo insieme. Questi numeri del tipo A più B, dove B, A e B sono numeri reali, questo in generale è un numero complesso. Si chiama così, fa parte dell'insieme ai numeri complessi. Allora, qua c'ho disegnato, abbiamo l'asse reale, qui abbiamo tutti i numeri reali, qui sull'asse immaginario abbiamo tutti i numeri immaginari, e 0 in comune a entrambi, e poi nel piano abbiamo tutti gli altri numeri complessi. In realtà i numeri complessi sono tutti, compresi i reali immaginari, però abbiamo numeri del tipo 4 più 2i, meno 3, meno i, e si rappresentano nel piano i numeri complessi. E adesso vediamo, se dobbiamo sommare o sottrarre numeri complessi è facile, cioè, operiamo come con qualsiasi altra lettera, come se fosse qualsiasi altra lettera. Qui troviamo meno 4 più 5i, ancora in forma di numero complesso. Se li moltiplichiamo anche operiamo come con qualsiasi lettera, ricordando però che i al quadrato è meno 1, quindi meno 8 per meno 1 è più 8, 3 più 8 11. Troviamo numeri complessi. Se noi dobbiamo dividere numeri complessi, come facciamo? Come per la razionalizzazione dove abbiamo due termini, dobbiamo usare la regola a più b per a meno b al quadrato meno b al quadrato. Quindi qui che a denominatore ho 1 più i, andrò a moltiplicare con 1 meno i, quindi sopra e sotto. Qua ho a più b per a meno b al quadrato meno b al quadrato, 1 meno i al quadrato, e i al quadrato è meno 1, quindi 1 più 1. Qua il numeratore al quadrato è un binomio, in questo caso se non vado a moltiplicare numeri complessi come qua, vabbè, in questo caso trovo meno 2i fratto 2 che viene meno i. Qua ho trovato un numero immaginario, ma in generale sarà un numero complesso qualsiasi. Poi abbiamo il coniugato di un numero complesso, è quello dove la parte immaginaria ha segno opposto, A è parte reale, B è parte immaginaria. Questo B diventa il suo opposto. Va bene. Poi
Questa è una rappresentazione dei numeri complessi A più B, rappresentazione algebrica. Poi abbiamo una rappresentazione trigonometrica. Quindi noi possiamo pensare di avere un numero A più B qui nel piano complesso e questo punto possiamo collegarlo con l'origine. Questa distanza viene proprio definita come modulo o valore assoluto del numero complesso, poi indicato con la lettera ρ. Il valore assoluto è proprio la distanza del punto dall'origine. In un certo senso si può pensare così anche per i numeri reali, il valore assoluto è la distanza fino al numero 0. Ok, e qui abbiamo un angolo formato con l'asse reale, un angolo φ. Allora, comunque questo modulo R e ρ e qua vediamo un triangolo rettangolo, si calcola col teorema di Pitagora, radice di a al quadrato più b al quadrato. E qui dentro il triangolo valgono anche le definizioni seno e coseno, e allora da queste si riesce a capire che A è ρ per coseno φ e B è ρ per seno φ. E quindi se vogliamo scrivere A più BI, andiamo a sommare questo mettendo anche I, e allora troveremo, che, e si può anche raccogliere ρ, che il numero complesso si può rappresentare così: ρ per, in parentesi, coseno φ più I seno φ. E perché è utile questa rappresentazione? È utile perché abbiamo delle regole molto semplici per la moltiplicazione e divisione. Quindi se abbiamo due numeri complessi z1 e z2, uno che è ρ1 per coseno alfa più I seno alfa e l'altro ρ2 coseno beta più I seno beta, allora se li andiamo a moltiplicare, i moduli, i valori assoluti si moltiplicano e gli angoli si sommano semplicemente. Se andiamo a dividere, si dividono i valori assoluti e gli angoli si sottraggono. Comunque, come conseguenza della regola per la moltiplicazione abbiamo la regola per la potenza, ennesima. Qui abbiamo un numero complesso z è ρ coseno alfa più I seno alfa, e questo numero alla n sarà il modulo, il valore assoluto alla n, e il coseno di n volte cioè qui abbiamo n volte l'angolo. Questa è la formula di De Moivre. Allora vediamo di utilizzarla. Ad esempio abbiamo il numero meno radice di 2 più radice di 2i, calcoliamo il valore assoluto, quindi radice di a al quadrato più b al quadrato, radice di meno radice di 2 al quadrato più radice di 2 al quadrato, radice di 2 più 2, radice di 4 è 2, il modulo qua è 2. Poi in questo triangolo possiamo scrivere coseno di alfa è a fratto ρ, e seno, no scusate, di φ, coseno di φ è a fratto ρ e seno di φ è b fratto ρ. E poi mettiamo a è questo, b è questo, mettiamo i valori, abbiamo che coseno vale meno radice di 2 mezzi e seno è radice di 2 mezzi. Quindi il coseno è negativo, il seno è positivo, abbiamo un angolo nel secondo quadrante. Con questi valori viene proprio che l'angolo di 135 gradi, basta pensare un po' sulla circonferenza unitaria e ragionarci un po'. 135 gradi che convertito a radianti è 3 quarti pi. Ok, allora adesso il nostro numero complesso si può scrivere appunto in questa forma: modulo per coseno dell'angolo più I seno dell'angolo. Il modulo era 2 coseno dei 3 quarti pi più I seno dei 3 quarti pi. E adesso se vogliamo calcolare la quarta potenza, perché se noi volessimo calcolare la quarta potenza quando è scritto in questa forma dovremmo fare un binomio alla quarta, è più lungo, invece così si fa più facilmente. Si prende 2 alla quarta, qua coseno di 4 per 3 quarti pi più I seno di 4 per 3 quarti pi. Qua il 4 semplifica, abbiamo coseno di 3π e seno di 3π. Visto che seno e coseno sono periodici in un periodo 2π, possiamo anche togliere 2π e abbiamo lo stesso valore, è come togliere 360 gradi, e quindi coseno di π più I seno di π. Questa è rappresentazione trigonometrica. Poi volendo, in questo caso si può anche andare a calcolare qualcosa di più. Qua 16 lo manteniamo, coseno di π è meno 1, seno di π è 0, allora 16 per meno 1 è meno 16. Poi da nominare ancora l'equazione di Eulero è l'esponenziale di un numero complesso, e alla φ è coseno φ più I seno φ, che vedete questa espressione è proprio quella che ho qui in parentesi, quindi a parte il modulo è questa rappresentazione qua, coseno φ più I seno φ.
e quindi qua, volendo, se si usa questa rappresentazione, si possono usare le regole delle potenze. Comunque, come caso particolare, se come φ scelgo π greco, allora e alla pi avrò coseno p più i seno p, e qua coseno di p, pensato ovviamente a radianti, è meno 1, questo è 0, allora trovo meno 1, e alla pi è uguale meno 1. Se poi porto meno 1 dall'altra parte ho questo, e alla pi più 1 uguale a 0, che questa è la identità di Eulero, che è abbastanza famosa, che è quella che uso anche come simbolo del canale YouTube, che in pratica collega tutte le costanti della matematica, E, P, I, 1 e 0. E comunque, come conseguenza di questo, E alla P uguale meno 1, possiamo capire che il logaritmo naturale meno 1 è P per I, perché P per I è proprio l'esponente, quindi il valore del logaritmo è l'esponente, e quindi che, diciamo, non si possono calcolare i logaritmi di numeri negativi, però introducendo i numeri immaginari e complessi si può anche fare in realtà. Vediamo qua. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.